un convegno senz'altro che il centrodestra ne aveva bisogno, sicuramente da tanto tempo era giusto iniziare questo percorso, un percorso che è importante per una parte di questo Paese. Sicuramente l'aspettava, perché il centrodestra è sicuramente forte, questo Paese sta dimostrando di averne sempre più bisogno, anche perché stiamo vedendo zero investimenti, zero verso le imprese e zero soprattutto verso i nostri territori. Allora credo che vada davvero cambiato il senso di marcia, perché credo che davvero tutto questo Paese ne abbia bisogno. Noi contiamo di coniugare quelle che sono le aspettative degli amministratori degli enti locali con la politica a livello regionale e a livello nazionale, tracciando una linea, un programma ben distinto, chiaro, in maniera che si possa essere di aiuto alla politica da un certo punto di vista, ma anche e soprattutto poter far valere i nostri principi, le nostre idee, i nostri valori. Ci aspettiamo che sia un punto di ripartenza, un modo comunato per parlarci tra di noi, capirci, trovare le cose che ci accomunano più che quelle che ci dividono e tracciare nuove strade che ci consentono di andare tutti assieme alle elezioni amministrative, alle elezioni regionali che ci aspettano nel 2020, per cui una piattaforma di rilancio del centrodestra, ripeto, che possa essere un buon partner per una Lega oggi molto forte sul territorio, ma che ha bisogno anche di un centrodestra moderato altrettanto forte. La burocrazia sta eliminando quella cultura d'impresa che era propria del nostro territorio veneto e che ha permesso lo sviluppo e anche la ricchezza del nostro territorio. Se noi non semplifichiamo il problema, difficilmente avremo persone, soprattutto giovani, che si mettono seriamente a fare impresa, perché l'impresa nasce piccola per diventare grande, ma se non nasce non avremo né le piccole né le grandi. Troveremo sicuramente una rete sia di sindaci, di amministratori, ma anche di persone di buona volontà di implementare il documento che abbiamo preparato, che riguarda alcuni punti fondamentali della nostra prospettiva politica, e da quello creare poi un'organizzazione in cui si esprima tramite convegni, ma anche una partecipazione che dia di fatto un inizio a una procedura di democrazia deliberativa. Una giornata sicuramente importante, sicuramente andata al meglio, in cui si è ripartiti riflettendo su un'area di centrodestra che non viene rappresentata a livello nazionale da questo governo, ma che invece sul territorio è maggioritaria, rappresenta oltre 30 sindaci e altrettanti amministratori locali che oggi qui hanno deciso di ripartire, di formare la loro identità e di guardare al futuro insieme. Ci prenderemo il tempo che ci serve per creare una piattaforma che unisca tutti e poi cominceremo anche ad agire.